La distanza è tanta, ma obiettivi e ambizioni diverse. Un ottovolante di partite per riscattarsi o proseguire il cammino di vittorie. Ma in queste partite, in questo momento della stagione, ogni punto è oro e colmare il gap può diventare più complicato. Amici sportivi, buonasera, buon pomeriggio, anzi dallo stadio Licauli di Piana. 23 si è giocato il campionato di eccellenza siciliana Regione A, la sfida fra San Giorgio Piana e l'Ascari Cefalù, completamente diverse le ambizioni delle due squadre, così con una distanza che è di 29 punti e bisogna in qualche modo colmare per l'Ascari Cefalù, che viene a sfidare la quarta potenza del campionato di eccellenza, che tra l'altro è una squadra in forma, che viene da 2 vittorie consecutive ed è a caccia alla terza. San Giorgio invece che non vuole fermarsi, perché aspettando il big match, o meglio aspettando no, perché si gioca in contemporanea al big match in vetta classifica fra Todic e Gela, non vuole restare fermo a guardare, difenderci l'Ascari che però ovviamente ne ha di punti da cercare. E allora squadre in campo e divertiamoci. È Federico Alderella che vi racconta questa partita, divertiamoci. Il capitano è Fabio Gaio del San Giorgio Piana quest'oggi, che quest'anno è tornato alla corte di Mister Chinnici e non poteva mancare la fascia che aveva al suo braccio dopo l'anno scorso, in cui è stato una delle colonne portanti, sicuramente una bandiera di questo club, di questa società. Sicuramente anche nel campionato di promozione l'anno scorso non l'abbandona neanche nel campionato di eccellenza. Un San Giorgio che ha cambiato tanto dalla scorsa stagione a questa, sicuramente soprattutto a livello di giocatori, a livello di staff tecnico anche, si può dire. È una squadra nuova che però sta approcciando alla grande grazie alla guida tecnica di Mister Chinnici e si trova quarta in classifica in eccellenza per una promossa. Direi niente male. Foto di rito per l'Ascari Cefalù, che è in maglia giallo-blu quest'oggi, invece San Giorgio Piana in maglia classica da casa rossonera. Giornata molto ventosa, umida al Licauli, ma diciamo che ce l'aspettavamo. San Giorgio con la Minsise, ovviamente Graci che viene dal gol l'ultima gara contro il Castellaccio in trasferta. Tricoli, Chinnici e Gaio, Duli in mezzo al campo insieme a Pane Bianco, Pace e Scalisi che compongono il centrocampo. Davanti ci sono Maltese e Torres Martinez, che viene da una doppietta quest'ultima a Castellaccio in 3-1. L'Ascari invece con un assetto diverso, tra i pali c'è Falibao, poi Francesco Ventura, Justice Potway, Goncon Horara, Angel Sanchez Ortiz, Gabriele Lampo, Francesco Arena, Alessandro Mantegna il numero 11 e poi ci sono Senedame e Antonio Ruffino. Nel frattempo c'è un check dell'arbitro alla porta dell'Ascari Cefalù di Falibà, c'è un problema alla rete, lo inquadriamo, quindi le squadre ne approfittano per muovere il pallone e ovviamente non stare ferme. Diciamo che non è un male in questa giornata molto umida, sembra però tutto ok. Il problema alla rete che viene ricucito in tutti i sensi. Il capitano dell'Ascari è Francesco Ventura, lo vediamo qui sotto la postazione a destra. Squadre che hanno già pattuito chi batterà il calcio inizio, lo batterà l'Ascari Cefalù a carica di Fabio Gaio. E allora siamo pronti per partire con qualche istante di ritardo per il problema alla rete di Falibà. Si parte adesso però col calcio inizio battuto all'Ascari, che cerca subito il pallone lungo in direzione dei suoi attaccanti. Ha liberato Chinnici, che conclude un trittico difensivo insieme al capitano Fabio Gaio e a Tricoli. L'anticipo di Duli, che recupera questo pallone alto, lo affida largo su Salvatore Maltese. Si muove Scalisi, Maltese è costretto a ricominciare e torna dietro. Rinvio altissimo a campagna di Laminsise, va a voto Oraca. Allora può andare di testa poi il 3 Boctuei, pallone alla fine in campo perché lo tiene Tricoli. Torres per a tenere palla il 9,
ancora in mezzo a due, gran numero del centravanti del San Giorgio, che poi viene chiuso alla fine, rimessa comunque per i padroni di casa, che sono partiti forte a livello di intensità, di ritmo. Graci mette il pallone in avanti, non trova un compagno, allora può uscire Lascari con la pressione di pace, il pallone largo dalle parti del numero 7 Arena, che cerca la palonga sul suo centravanti, che se ne dame. Chinnici non rischia e va dietro dalla Minzise. Scalisi la fa passare, c'è Torres a raccogliere questo pallone. Schieramento molto stretto, quello difensivo della Scali Cefalù. Qui ancora la pressione di Sene che disturba Dulì, che manda in verticale, non va a buon fine questo pallone. Allora si passa da Faliba, che va al rinvio lungo verso Arena, la prende l'altro set, quello in maglia rossonera. Può uscire un attimo Lascari con la palla in verticale. Sene controlla, poi scarica largo e Lascari gira il pallone. Ruffino si ebbe questo pallone, poi palla ancora in avanti, gran terzo tempo preso da Fabio Gaio, che salta sulla testa di Sene, poi ancora palla tre linee, sempre a cercare Ruffino, che è bravo, tecnico, a spostare questo pallone stretto e a conquistare il primo calcio di punizione della gara dopo 2:25. Può iniziare dai 30 metri circa. Fabio Gaio va a parlare con l'arbitro, ma sembrava solare il contatto sul numero 10 fantasista della Scali Cefalù. C'è il capitano Francesco Ventura sul punto di battuta vicino al pallone, ma c'è anche Arena e sembra aver sistemato il pallone come se volesse calciare proprio Ruffino, che ha portato a casa questo calcio di punizione e adesso vuole batterlo. La Minzise previene mettendo 4 uomini in barriera. Occhio al destro di Ruffino sopra la barriera, è partito però con anticipo la Minzise, che riesce a bloccarla. Aveva calciato molto bene, però è partito in anticipo l'estremo difensore del San Giorgio, che torna a girare il pallone. Chinnici per Gaio. Si è proposto Graci, che ha saltato l'uomo. Calcio di punizione. Chinnici va col lancio lungo, colpo di testa da parte di Ventura, che spedisce il pallone in fallo laterale. Il San Giorgio guadagna metri sicuramente. Pane bianco con le mani, viene incontro Torres Martinez, Maltese anticipato. Pace trova Tricoli a destra per Graci, gioca con uno schieramento a 3, teoricamente con Pane Bianco e Gracia sono i due esterni alti, anche se Pane Bianco non è un esterno di fascia, è più un attaccante esterno. Va di testa e trova in qualche modo Maltese, che viene raggiunto dai due difensori, resiste Pane Bianco, che sfida a sinistra, un occhio in mezzo, va al cross, basso, pallone allontanato dalla difesa cefalense. Di testa Chinnici, prova a staccare, duello, la palla ancora sopra, poi con una sorta di sombrero si libera questo pallone, alla fine pallone allontanato che non è disponibile per Senedame, e allora il San Giorgio racchiude il Lascari nella sua metà campo dopo 5 di gara. Con le mani Pane Bianco torna dietro dall'ultimo uomo più arretrato, Fabio Gaio. Tricoli era venuto in conto Graci, la palla è lunga, è arrivato l'anticipo da parte di Lampo e poi si va addirittura in fallo di fondo con la Minzise, che lascia sfilare e si accontenta della rimessa al fondo. Tricoli
Pressione attentista quella della Flow, palla in verticale, cerca di Torres, colpo di testa, poi arriva Duli su questo pallone, disturbato, Chinnici in soccorso, buca però, è l'opportunità per Sene che va al cross basso dall'altra parte, Gaio intercetta tutto un cross in realtà destinato a nessun compagno di rigore. Pace lavora questo pallone, largo Pane Bianco, può ricevere col sinistro, trova l'imbucata per Scalisi che si muove quasi da pendolino come un trequartista di 3 punte, non ha controllato questo pallone e allora può andare da Mesene, 1 contro 1, Gaio gli dà spazio, ne ha di campo il numero 9 che se lo prende, arriva allo spiego dell'aria, palla dentro, Gaio ancora da allontanare, è diventato ancora una volta un cross basso destinato però a nessuno. Palla altissima, riesce a toccarla quasi di fianco Torres Martinez che gioca male d'esterno, lotta ancora il centravanti, alla meglio però il Laschicefalo con la palla in verticale per Sene che è in fuorigioco nettissimo, infatti si alza la bandierina dell'assistente. 6:40 di intensità ma anche di equilibrio all'Icauli, 0-0 tra San Giorgio e Laschicefalo. Giorgio Chinnici torna a imbastire la squadra di Chinnici, Gaio, Tricoli si appoggia su Graci, fece il sinistro, una palla pericolosa, Duli è bravo a farla filtrare, palla in verticale, Pace, gamba tesa, forse si prosegue per il vantaggio e poi imbucata di Maltese per Torres che forse era oltre la linea difensiva dell'Ascari, arriva comunque in soccorso la chiusura del difensore Gabriele Lampo e poi segnalato un calcio d'angolo, il primo della partita a favore degli Albresce. Anzi, Sanchez Ortiz che ha messo fuori. Pace, pronto a sistemare il pallone sul punto di battuta. Arriva i saltatori, c'è Duli, Maltese, Torres Martinez, Pane Bianco e Gaio, ovviamente in aria insieme a Tricoli. L'arbitro molto vicino, va a regolare anche i contatti in aria. Occhio soprattutto al duello fra Duli e Mantegna. Infatti ancora non si può battere questo calcio d'angolo. Alza entrambe le braccia Pace. Pace va atteso per Chinnici che si è coordinato, si è messo l'arbitro in mezzo perché Chinnici si sarebbe coordinato. Era una palla perfetta quella di Giovanni Pace e Chinnici infatti se la prende col il direttore di gara e da lì è un po' un casino perché si riprende col possesso dalle mani del direttore di gara, praticamente al limite dell'area dell'Ascari Cefalù. Episodio molto raro e su cui bisogna fare attenzione anche per la formazione ospite. Arbitro mal posizionato, Chinnici va al cross un po' come a tedesca facendo i balzare, poi Pane Bianco al volo col sinistro, è diventato un cross praticamente sul secondo volo per Maltese che però arriva in ritardo, palla che sfila larghissima alla sinistra di Falibà che rimette in gioco. Bassissima e stretta la difesa della Ascari Cefalù che finora non ha concesso nulla al San Giorgio, anzi con personalità ha cercato la ripartenza, ha cercato di guadagnare metri e adesso si affida al rinvio lungo del suo estremo difensore. Ecco il rinvio di Falibà in direzione ovviamente di Sene che la controlla male col ginocchio, deve impegnarsi con Gottuei per tenere in campo questo pallone, glielo ha scippato Maltese, poi arriva il sostegno e poi Falibà lontano. Gaio vola di testa però sbaglia, regala il pallone di fatto ad Arena che lo mette giù, controllo orientato verso il centro del campo, alza la testa, vuole sventagliare dall'altra parte per Ruffino. Scalisi ha letto bene questa situazione, deve uscire da lì, la palla è buona, arriva in soccorso Torres Martinez che si fa fare fallo, punizione, fallo di Lampo che compone la difesa a 3 qui. Nel frattempo piccolo diverbio proprio sotto la panchina di Giuseppe Boncore, coach dell'Ascari Cefalù, che viene da una sconfitta in casa con l'Athletic Club Palermo per 0-3, ovviamente rispettando i pronostici, però non ha fatto una brutta partita l'Ascari Cefalù, poi ha saputo imporsi l'Athletic con 3 gol avanti grazie anche alla qualità di un roster importante, ma lo sappiamo.
Adesso occhio al destro qui, improvviso da parte di Maltese. Un invito a nozze per un attaccante con la palla che rimbalzava, ha deciso di calciare al volo, Falibà scavalcato, scheggia la traversa, il numero 11 che è in uno stato di forma splendido e lo fa vedere da questa giocata. Primo legno della partita arriva all'11°. E ancora rinvio di Falibà, inizia adesso a tremare a difesa della Scalice Falù, dopo che si è comportata benissimo fin qui e arriva grazie a una genialata di Maltese, la prima occasione del San Giorgio. Cercato sempre lui, intervento di lampo, poi a mettere fuori ci pensa Mineo a metà e l'ora ancora rimessa rossonera. Colpo di testa, palla che si impenda, Pace deve controllare questo pallone, non riesce a prendere Serename, si aiuta tantissimo col braccio, praticamente col polso ha controllato, alla fine Pace ha messo a terra e ha battuto rapidamente il calcio di punizione. Chinnici, Pane Bianco, triangolo stretto con il braccetto, chiuso Chinnici ma la palla ancora per il San Giorgio, Pane Bianco, Chinnici evita la pressione di Arena, gli tira la maglia, punizione e arbitro che va subito a disciplinare questo contatto, punizione da una mattonella importante per il San Giorgio che piano piano va attraverso di Maltese, ha preso ancora più coraggio di fatto. Guardate, punizione sull'8 di sinistra. Mineo Ruffini in barriera, Pace o Pane Bianco, uno col destro, l'altro col mancino per mettere questo pallone in aria. Pane Bianco però prende in corsa come se dovesse andare col destro. Vediamo chi va. Occhio perché si risistema la linea del San Giorgio e a questo punto anche quella dell'Ascari. Ancora Pace con un occhio in aria, palla sul secondo palo, interessante. Bel tempo di aria che mette fuori, poi indecisione qui, allora Pane Bianco non riesce a giocarla. E l'Ascari spazza via e sale. Scalisi, buon il lancio a cercare Maltese che la mette giù e poi il gol di Trico in area di rigore. È tutto regolare, San Giorgio in vantaggio sul lancio di Scalisi. La sponda di Maltese è diventata un assist per Tricoli che segna il secondo, no perdono, è Graci, quindi vantaggio del San Giorgio Alicante 1-0. Si sblocca al minuto 14 la partita. E qui per una volta si è fatta trovare leggermente impreparata la difesa della Scalisi perché era un po' più alta del solito. Tutto parte dal lancio di Scalisi. Sponda di Maltese e Tricoli, da attaccante vero, fa 1-0. Ho detto Tricoli. Sponda di Maltese. No, sponda di Maltese con i Tricoli. Cattivi! È partita che si sblocca quindi al quarto d'ora. Ha però stato un po' accennato qualche protesta alla formazione ospite per una posizione di offside che non sembrava esserci perché c'era Arena che da qui almeno una posizione abbastanza molto vicina per delinearlo anche qui. C'è stato nel frattempo se non un cartellino già per un componente della panchina della Scalice Falù, che quindi adesso deve ripartire con la strada in salita. Si era comportato bene fino alla traversa di Maltese e poi all'improvviso il San Giorgio è avanti come da copione, se vogliamo. Copione che però ha provato a stravolgere la squadra di Boncore in questo primo quarto d'ora. Duli però vince questo duello, va con la spinta regolare, poi gran numero qui da parte del 4 della Scalice Falù che passa in mezzo a due. Questa è una gran giocata e calcio di punizione qui. Gaio nel frattempo si accende un diverbio tra Gaio e Senedame che lo va a spingere un quarto d'ora e già i nervi non sono di certo morbidissimi. C'è stato se non un pestone involontario di Is. Gonco Orarà che ha fatto una grandissima giocata passando in mezzo a due e poi secondo me nel modo di andare a coprire il pallone per battere la punizione
Ha dato un pestone a Fabio Caio che non l'ha presa bene, anche se sembra un intervento totalmente involontario, perdono. Comunque, calcio iniziabile a Scafficefalo, si è giocato pochissimo. Il tempo effettivo in questi primi 16 minuti, c'è stato un calcio iniziato fino adesso, un altro gioco fermo, anche dopo il gol di Graci siamo stati fermi per un po'. Calcio di punizione quindi con Arena sul punto di battuta che va a pennellare in mezzo sul secondo palo, una palla interessante a cercare Sanchez Ortiz, allontanato Scalisi, poi la palla è buona per Sene che ci crede, buon il controllo di Senedame, posizione di offside però per il centravanti cefalense che però ci aveva creduto su questo pallone, anche se era già oltre la linea della formazione di Piana. Gaio adesso, dopo il vantaggio, ha alzato di molto anche la pressione della Scalicefalù, che va sui tre centrali del Piana. Pace avanza, poi cerca l'imbucata, ottimo lavoro da parte di Lampo, poi Graci, intelligente, si accontenta della rimessa laterale. Ci crede ora Racqui, ancora Goncorara, cerca il sombrero su Torres Martinez che è bravissimo a prendere posizione nonostante il possesso iniziale fosse il numero 4 e porta a casa un preziosissimo, direi, calcio di punizione. Occhio perché ha partito pane bianco, ma Pace aveva abbassato la testa e vuole andare corto. Chinnici si trasforma in esterno sinistro, sbaglia il controllo e poi Mineo prova a uscire con un numero su Chinnici, non c'è fallo, tutto buono. La palla del San Giorgio, pane bianco al limite, cerca di connettersi con Santiago Torres Martinez, filtrante che non passa, rimessa laterale. Rimessa in sott'acqua per il San Giorgio, che non smette di attaccare, anzi con più grinta di prima, nonostante il vantaggio va ad attaccare. Qui Pace si accontenta saggiamente della rimessa laterale a suo favore. Riempie l'aria il San Giorgio con le mani pane bianco, prova ad allungare Scalisi, disturbato dall'arbitro ma non c'è nulla. Può ripartire Lascari con Damesene, si appoggia sul Ruffino, rota e apertura a sinistra, ancora Ruffino prende questo pallone su Luis Scalisi che ha recuperato in area di rigore. Scalisi ha fatto 40 metri e alla fine il disturbo è buono anche grazie al raddoppio di Dulì. Maltese ha lavorato bene questo pallone, Chinnici col sinistro sventaglia per la corsa d'altra parte di Scalisi che vuole tenerlo in campo ma non riesce. Era una palla morbida, cerca di controllarla subito Scalisi perché una volta rimbalzante difficile poi tenerla in campo da lì. Sene si erge, poi stop col petto, non riesce a scaricare. Pace gattonando, non c'è fallo per il Vittoricana che sta lasciando molto giocare sino a qui. Ruffino prova ad allungare, adesso iniziano a suonare i tamburi degli cavoli che come si arrivano un po' in ritardo ma si vanno sempre a sentire. Qui gran lancio di Lamin Sisè, è partito in posizione regolare Torres Martinez che deve controllare, è in aria il numero 9, prova a rientrare, vince il rimpallo, arriva a sostegno anche Pace. Martinez ancora contro 2, arriva alla chiusura, ottimo recupero da parte di Mineo che apre su Aversa, che ci tocca a Fabio Caio, arriva lui a chiudere. Arena con le mani, Chinnici sul disturbo di Sene che era andato addirittura con la gamba tesa. Dulì di testa, la palla è ancora buona, la raccoglie Ruffino che deve mettere giù. Dulì si prende la rivincita in questo duello, occhio al campanile, Sene ci crede, vince questo duello Tricoli che è più basso, lui poi Ruffino al volo, fuori, si è coordinato bene senza indirizzare.
Graci, rimpallo, lui ultima a toccare, poi la palla ancora in campo. Scalisi ci crede, alla fine il rimpallo lo favorisce. Maltese contro 2, ancora il numero 11 che sta giocando un gran primo tempo. Poi palla scomoda, questa di Dulì, anzi Scalisi, perdono, in direzione di Torres Martinez. Lancio lungo, che è la corsa di Ruffino, che è partita oltre la linea del San Giorgio. Arriva la Minzisi addirittura a battere questo calcio di punizione, battuto bene su Panebianco che la controlla altrettanto bene. Si rifugia da Chinnici, passante per Dulì, ancora Chinnici. Panebianco. Dulì va in verticale, va per metà strada fra Pace e Torres Martinez. E la riparte dietro il San Giorgio. Gaio voleva palla lunga, Panebianco però a spizzare, era troppo veloce il pallone di Fabio Gaio per tenerlo a bada, e poi Falibà deve accontentarsi da rimessa al fondo. E ha battuto corto, Lampo. Go2way col lancio lungo in direzione di Sene che la spizza bene per l'aereo di Ruffino, ottimo lavoro di Tricoli. Ancora Sene, sbaglia il controllo, Pace irrompe in mezzo a 2, scippa questo pallone e lo gioca su Maltese che deve ruotare, ancora Guizzo di Maltese che prova a scambiare con Santiago Torres Martinez, imbucata per Pace, c'è la fallo, c'è il vantaggio, Pace si impegna per terli in campo, Go2way arriva ad evitare tutto. Rimessa laterale, volevano un fallo quelli della panchina del San Giorgio Piana, ma si è proseguito per il vantaggio, dato Pace era arrivato in area di rigore. Quindi tutto regolare in questa situazione. Graci con le mani, Torres Martinez contro 2, diventano 3 le maglie giallo-blu. Alla fine c'è il tocco e c'è un altro calciangolo, no, perché l'arbitro invece cambia decisione, sembrava solare il tocco del difensore della Schecefalù, invece comandata rimessa al fondo per Falibà. Mineo, saltato Pace con un controllo, giunge su lui piano e bianco, resiste Mineo che però deve rintanare. Go2way, Lampo, sinistro per cercare Senedame, ottimo lavoro ancora in disturbo anche se non tocca di Fabio Gaio, che anche se non va sul pallone ci mette sempre del suo. Tricoli, l'autore del gol che ha sbloccato la partita al 14esimo, sombrero addirittura di Ortis, elegante su Maltese, e palla su Sene che la controlla, stavolta vince lui il duello con Fabio Gaio, vuole portare a casa un fallo, gran giocata. Go2way, arrivata la copertura di Scalisi, rimessa laterale. Ruffino, lo scarico su Mantegna che vuole sfidare Scalisi, l'obiettivo è prendere il fondo, si torna da Ruffino che può arcuare questo cross, deviazione e rimessa. Ancora Mantegna col cross, buono per Sene, hanno bucato tutti compreso la Minzise e c'è un'opportunità ghiotta questa per il Lascari Cefalù col cross interessante a mezza altezza, velenoso messo da Mantegna, ma non è arrivato il tocco di nessuno, anche la Minzise che è riuscito a prendere questo pallone non è intervenuto e quindi solo rimessa al fondo. Pace lotta e poi il fallo l'ha commesso Arena. Buona Ciccio! Ha fatto punte sul numero 10. Ancora fermi per qualche malumore tra i due componenti, in questo caso Dulì e Sene.
26esimo, 1-0 San Giorgio. La firma sin qui decisi quello di Tricoli al 14esimo minuto sulla sponda di Maltese. Qui Mineo resiste ancora, baricentro basso, forza le gambe e palla ad Oncara che cerca di imbucare. Interessante per Sene che è veloce, ma la palla è leggermente lunga, però ancora molti Lascari se l'è cavata bene. Con l'uscita di Mineo che ha dato lo strappo a questa azione. Finta di Lamin Sisè che elude la pressione di Seme e va da Chinnici. Qui palla pericolosa orizzontale e riesce ad arrivare Graci. Tricoli finta, deve disimpegnare, non lo fa benissimo. Coctuei arriva a Scalisi però in soccorso. Tricoli a vuoto, occhio a Ruffino, zona tiro, prova il destro, Ruffino piazzato, facile presa di Lamin Sisè. Giustissimo calcio da lì, anche perché Ruffino ha già dimostrato di avere qualità su tutto il calciare, solo che il destro qui è uscito un po' troppo debole e facile per Lamin Sisè. Pace, arriva lui su questa seconda palla. Mattia Scalisi, Torres Martinez, bella la finta del numero 9, arriva Chinici in soccorso, apertura con l'esterno, ottima su Pane Bianco che controlla, un occhio in mezzo, cross sul secondo palo, un traversone, ci arriva ancora una volta Graci che è diventato attaccante in queste azioni da rigore da esterno a esterno e poi Dolly all'indietro dal suo portiere. Torna a domiciliare la metà campo della Scalisi Cefalù il San Giorgio. Gaio, Chinnici, Scalisi viene a sinistra in questa situazione, Chinnici invece vuole andare dalla parte di destra da Tricoli. Pressato, Tricoli deve levarsi questo pallone e riesce a farlo, poi c'è stato forse un colpo da parte di Mantegna, senza forze, punizione. Tanto Tricoli aveva già scaricato il pallone. C'è a terra Mario Tricoli. A saltare! Nostra! A saltare! Ecco, ecco! Alla fine fischiata punizione alla Scalisi Cefalù. Evidentemente sanzionato il colpo di Tricoli sul Mantegna e non viceversa. 29esimo, punizione sulla tre quarti campo per i gialloblu. Palla sul secondo palo, ha saltato Sene, la palla è lì! E alla fine indecisione da parte di Gaio Lamin Sisè con la palla che è terminata sul fondo, ma sta per farsi sorprendere qui la difesa di San Giorgio Piana, anche se ci sono le proteste di Lamin Sisè per un contatto di troppo che non è stato sanzionato. Rinvio dal fondo quindi San Giorgio che è quarto in classifica a 38 punti, sono 29 i punti di distanza con la Scalisi Cefalù che invece è ultimo in questo girone di eccellenza e ovviamente lotta, anche se la distanza è di 8 punti, pardon, di 7 punti con la penultima, quindi sicuramente non è un'impresa quella della Sky di cercare di salvarsi, tutto quando mancano 8 partite al termine del campionato, 7 esclusa questa. Pane Bianco con un fallo su persa munizione su Arena e calcio munizione sempre da quella mattonella, soltanto dal lato destro stavolta. Minuto 31, finora conduce il San Giorgio grazie alla rete di Mario Tricoli al 14esimo. Parte avversa sul Arena sul secondo palo, allontanato alla fine Graci.
campanile. Ortiz prova a prolungare, se ne fa lo stesso Fabio Caio sulla sua destra senza palo, poi stramazza a terra, si tocca il ginocchio Caio, il San Giorgio mi si devetta palla fuori, invece vuole andare avanti con Maltese che lotta contro due, poi Chinnici protegge, prende fallo e adesso Fabio Caio è ancora a terra ma non più così dolorante, anche se sta parlando con la panchina e mi sa che Chinnici manda a scaldare qualcuno. Va bene! No, si è ripreso Fabio Caio. Però per precauzione Chinnici ha mandato a scaldare un difensore. Anche se Fabio Caio è già in piedi. Roccioso per com'è. Scalisi. Dulì. Scucchiaia e trova Torres Martinez. Non riesce ad andare da un compagno. Dulì lotta. Alla fine era in ritardo su questo pallone, ha messo la punta e non c'è fallo su un Carà. Torres Martinez, sombrero col ginocchio che riesce a metà. Dulì, sempre libero Pace, che vede arrivare Chinnici, che prova a farla filtrare. Deviazione e poi Bianco poi si accontenta della rimessa laterale. Chinnici si interscambia col 7 che cerca lo spunto, ne ha due addosso. Ancora Pane Bianco, si rifugia da Pace che scambia ancora il triangolo con il suo uomo che è Chinnici, che poi va al cross verso Torres Martinez che poi di destra palla buona. Scalisi! Era un calcio di rigore in movimento e Scalisi lo ha fallito con la palla alta sopra la traversa della porta di Falibà, l'occasione finora più importante per il San Giorgio. Aveva messo un gran cross Chinnici, era volato Torres Martinez e poi se una palla Scalisi aveva letto benissimo, perché lì un centrocampista inserimento con le sue qualità, bravo a leggere, bravo a inserirsi, un po' meno bravo a far gol in questa situazione. Infatti era un calcio di movimento, dobbiamo dire. Torres Martinez abbracciato, placcato da Lampo, vuole addirittura il giallo. Non sono ancora arrivati i gialli al campo in questa partita. E punizione per il squadra rossonera. Nel frattempo Graci aveva provato a abbandonare il campo per dolori, infatti adesso entra un po' in campo zoppicante, rientra in campo zoppicante, tanto punizione. 34 sul cronometro. Occhio sempre ai saltatori, molto alta la difesa dell'Ascari. C'è Gaio, Triccoli, Torres Martinez, Dulì, Pane Bianco e Maltese ovviamente. Pace si allontana, vediamo se è uno schema. Calcio a Scalisi, in mezzo Maltese a voto, lo sono palo, la prolunga, almeno prova a prolungarla a Triccoli. Non riesce a trovare un compagno. Chinnici arriva duro su questo pallone e lo spazza. Niente in fuori di fondo. Si prende gli applausi dei suoi tifosi. Fin qui deve essere soddisfatto Chinnici, anche se uno con la sua verve, col suo carattere, col suo carisma non è mai soddisfatto. Sin qui intanto comanda il San Giorgio che ha avuto però l'occasione importante per andare sul 2-0. Lampo sceglie questo lancio che non è bellissimo, lo controlla in qualche modo Mantegna, palla uscita sul tocco di Graci però per ultimo, quindi rimessa per la squadra cefalense. Lancio velenoso che di fatto non era facilmente controllabile, alla fine però comunque ha guadagnato rimessa e la Cefalù. Senedame va a lottare con Triccoli che ancora una volta va a dare fastidio, anche se Senedame resiste. Scalisi porta a casa rimessa. Boncore molto arrabbiato con Sene, con Triccoli che ha una personalità da vendere nonostante il mismatch fisico con il numero 9. Torres Martinez abbracciato, non c'è fallo di Lampo. Pace prende un colpo, punizione. Occhio qua! Ancora 9 da giocare, più recupero di questa prima metà. Su!
Occhio alla partenza di Pane Bianco. Duri non si è sentita di andare lungo. Scalisi, rimpallo sulla sua schiena, riesce a tenerla. Torres Martinez si connette bene con Salvatore Maltese, che viene fermato. In aiuto arriva Senedame per far salire la squadra. Pane Bianco, che era rimasto alto, Forte, Ale, forte! scarica su Chinnici. Andiamo! Fabio Gaio, lancio del capitano, larghissima, cerca Torres Martinez, che è in posizione regolare perché c'era Arena che in gioco dall'altra parte, però non riesce poi a tenere in campo questo pallone. Esce il sole per gli albanesi, giornata fredda, umida in un posto elevato di altitudine come Piano. Possiamo vedere la differenza climatica con Palermo, si sente, si vede anche se un po' di sole non costa mai. Nel frattempo è Boncore a protestare con il diretto di gara perché c'è un battibecco che continua, che prosegue incessantemente fra Sene e Mario Tricoli. Nel contrasto di prima evidentemente non si sono invitati a cena. Ruffino, tunnel del 10 che passa bene e poi allarga per l'arrivo di Arena, raggiunto dal collega con la 7 che è Pane Bianco, che fa un lavoro difensivo ottimo e guadagna rimessa laterale. Mentre c'è Terra Graci che poc'anzi è dolorante, e infatti primo cambio per il San Giorgio perché non ce la fa evidentemente Francesco Graci e quindi sostituzione forzata. Vediamo chi è pronto a entrare perché da qui è un'impresa vedere chi sta per entrare. In panchina per il San Giorgio ci sono, oltre a Reda Zerpur che è il secondo portiere, poi c'è Gabriel Manno, Pizzo, Alaimo, Colicchia, Di Fatta, Sinagra che è un esterno, potrebbe entrare lui, e Tommaso Zummo. Allora, Graci si è rialzato ma sta per abbandonare il campo. Per esperienza altre telecronache, e se non vedo male dovrebbe essere Sinagra a prendere il suo posto come esterno. Tra l'altro è un esterno lui, a tutta fascia, grande corsa nelle qualità principali. Entra Claudio Laimo che è un altro esterno invece. Non Sinagra ma entra Claudio Laimo che prende il posto di Graci. Primo cambio forzato per il San Giorgio Piano con Graci che credo durante un contrasto di gioco era rimasto dolorante e durante un calcio di punizione era uscito dal campo per farsi medicare. Evidentemente poi questo dolore non è passato. Primo cambio forzato per la formazione Arbrescia, mentre c'è rimessa dall'inizio d'attacco per il Lascari. Sene sbaglia l'appoggio. Mineo a lottare, Pace, raddoppio, alla fine Pane Bianco, la palla è ancora buona. Sene, Chinnici lotta anche catturando bel lavoro del numero 4 rossonero. Poi Pane Bianco con classe, esce anche con un tunnel, giocatona di Pane Bianco, dribbling su 2 e tunnel al terzo e calcio di punizione portato a casa. Tra l'altro in una zona in cui non sono giocate da fare, però con personalità, con carattere e con sicurezza soprattutto. Ne è uscito molto bene. San Giorgio che insegue l'Unitas, che è la terza potenza di questo campionato, però deve ovviamente anche curarsi delle squadre al di sotto in classifica di lei, perché dalla metà classifica alla zona playoff la classifica è molto corsa, mentre qui contatto sulla Minzi se c'è stata una manata forse da parte di Senedame, rimane a terra l'estremo difensore. Le urla di Chinnici si sono sentite fino a qui per le proteste. E Gaio da capitano con responsabilità e con potere anche a parlare col diretto di gara, perché portiere che è abbastanza tutelato a livello di regolamento nel calcio come contatti. Qui in realtà credo che il fallo sia stato poi fischiato. E c'è bisogno di cure. E infatti si sta scaldando Reda Zerkun, che è il secondo portiere. E potrebbe essere, anche se
si tratta solamente di un colpo al volto, il secondo cambio obbligato al giro di 3 minuti di fatto per il San Giorgio Piano. Vediamo però se è tutto ok per la Minzise adesso. Ancora a terra la Minzise e arriva anche Damesene a cercare di capirne le condizioni. C'è il staff tecnico del San Giorgio in campo con sicuramente acqua sul volto. Non vorrei che ci sia perdita di sangue. Vediamo. È in piedi la Minzise e questa è una buona notizia intanto. Si rialza anche se a fatica la Minzise e quindi ovviamente anche qui in via Precauzione, così come nel caso di Graci poc'anzi, continuerà il riscaldamento Reda Zerkun, però sembra poter continuare la gara di la Minzise, arrivato quest'anno al San Giorgio Piano, portiere d'esperienza che ha fatto tanta eccellenza in carriera, sta facendo un gran campionato anche con la formazione di Piano. Pane bianco, buca il controllo e arriva Mineos per questo pallone che poi però non riesce a tenere in campo e lui l'ultimo a toccare, rimessa a tutta la Pane bianco. Torres Martinez col sombrero doppio, ancora gran giocata, destro! E palla sul fondo, che eleganza, che giocata di Santiago Torres Martinez che vorrebbe portare a casa un corner. Rumoreggia il pubblico dell'Icaoli, semplice rimessa al fondo, però che giocata. Doppio sombrero e poi mancava solo coordinarsi bene sul destro al volo al 44, anche se ci sarà secondo me un recupero di 2 minuti perché ci sono state un paio di perdite di tempo non brevi. Falibà al rinvio, si impegna Coctuei, non può arrivare, il rinvio buttato da Falibà che ha calciato male. Alaimo che di fatto con questa rimessa tocca il suo primo pallone e lo tocca con le mani, adesso ne è un altro. ...40 secondi, poi scopriremo l'entità del recupero. Prolunga Torres Martinez, Ortiz all'indietro. Da Falibà che vuole far salire i suoi attaccanti per andare in via lungo. Ed è buono il lancio stavolta, a cercare Sene che vola di testa e allunga bene. Su Mantegna che cade a terra, c'è fallo stavolta da parte di Tricoli, calcio di punizione. Poi involontario il contrasto stavolta fa Fabio Gaio e Sene, ma altro calcio di punizione per la formazione ospite. Ovviamente ci sono Arena e Ruffino sul pallone, no, solamente Arena. Compone la sua barriera la Minzise. Maltese che inisce e Torres Martese in barriera. Va il pallone sul secondo palo. Ortiz di testa! E la infila all'incrocio. Miguel Sanchez Ortiz
Tutti pensavano che Arena andasse al tiro, invece ha inventato una parabola per il colpo di testa imperioso sul secondo palo. Di Ortiz ha pareggiato all'improvviso il Lascari Cefalù 1-1 a Licauli. Gran colpo di testa, posizione tra l'altro defilata, un gol non facile e di alta fattura per il pareggio. Forte, forte! 1-1. Vai Ciccio! Grande Ciccio! Dai, raga! Gran palla quella di Arena e grande stacco che si è insaccato all'incrocio dei pali di Ortiz. Si è un po' afflosciato il San Giorgio Piana e il Lascari, che era una squadra che aveva dimostrato in questo primo tempo di non tirarsi indietro. Saltiamo! Pareggia improvviso qui, lancia buono di Gaio per Pane Bianco che la fa rimbalzare. L'uscita puntuale di Falibà. Goktuei, buono il controllo per saltare Scalisi. C'è l'appoggio su Oncara, riesce invece ad andare in verticale. Non si intende con Seme, è arrabbiatissimo Boncore nonostante l'1-1. Pace. Parabola a cercare Maltese che è rimasto larghissimo senza un sostegno centrale. Di testa Gaio che piomba su Sene. Questo sarebbe fallo, invece l'arbitro fa giocare. Però Sene ha preso un brutto colpo alla testa e dal regolamento si deve mettere il pallone fuori se si tratta di colpo alla testa per Dame Sene, che stramazza a terra dolorante. Teoricamente abbiamo già superato i 2 di recupero concessi. Anzi dai 3, perdono, quindi ancora 30 secondi, anche se penso che dopo questa azione ci sarà l'ultimo sussulto di questo primo tempo, in cui Lascari è riuscito a dare una scossa. E gialla! Alla fine possesso che verrà istituito a San Giorgio. Sono andati via adesso i 3 di recupero, ma l'arbitro concederà chiaramente qualche altro secondo. Trico di lungo su Maltese, Ortiz vince questo duello aereo. Fiscato fallo però al numero 5 Cefalenza. Addirittura Gaio ha fatto 30 metri per Posizione lui di battuta e proporsi in area di rigore. Chinnici la voleva dentro Gaio e invece si riparte da Dulì. Scalisi. Mano larga con la di Mantegna, altro calcio di posizione che si batterà. Che non si è giocato con nel momento in cui Sene era a terra, Quindi ancora da giocare. Ha battuto male Scalisi e soprattutto ha battuto irregolarmente. Diciamo che gli ha fatto un favore l'arbitro, perché ha sbagliato un tocco facile a 2 metri per Pace. Adesso un po' preso dalla fretta il San Giorgio Piana in questo finale di secondo tempo. Dopo il pareggio è arrivato un po' una doccia fredda. Però adesso ci sono altri 45 minuti a giocare. Intanto c'è l'ultimo probabilmente calcio di posizione di questo primo tempo. Sempre linea molto alta. Chinnici o Pace, ma Pace si allontana. E allora Chinnici morbido sul secondo palo, Falibà. La palla in realtà era a girare per il taglio di Maltese, che però non è arrivato. Altissimo il Lascari, adesso Falibà a rinvio. Alaimo non controlla ed è preso uscire davanti, che invece va di tacco, provando a portare a casa una rimessa. Ci riesce l'esterno Cefalense. Sene prova a prolungare. Ancora Oncara, non passa. Guarda solo Ciccio! apertura totale, Pane Bianco su Arena che sbaglia l'appoggio su Mineo, che però ha il pallone buono per avanzare. Contro due Pane Bianco ancora a fare lavoro sporco, poi Chinnici scivolata, gran intervento. Adesso ci sono tanti duelli in mezzo al campo. Allargati Ale! Una partita molto maschia, molto fisica, lo sapevamo e l'abbiamo visto in questa prima fase. Grande apertura di Ortiz che apre su Gokchuei. Cerca lo spunto su Dulì, Lo raggiunge Alaimo che poi si impegna con la carambola. Va bene così per il primo tempo per il diretto di gara. 1-1 tra San Giorgio Piana e Lascari Cefalù. È passato avanti il San Giorgio grazie al gol di Mario Tricoli. Poi c'è stata l'occasione per raddoppiare, fallita da Scalisi come un calcio di movimento, e nel momento più inaspettato all'improvviso ha colpito poi la formazione di Boncore
nei minuti di recupero del primo tempo col colpo di testa di Ortiz per l'1-1. Torniamo tra poco per il secondo tempo. Lo Sportisili a mister Boncore. I suoi ragazzi hanno messo grande impegno e grande determinazione, soprattutto nella prima parte del primo tempo, in cui sono riusciti anche a mettere sotto gli avversari fino al momento dell'Eurogol che ha sbloccato il match e che ha messo, diciamo, la situazione in discesa per gli ospiti. Però grande prestazione dei suoi ragazzi. Sì, io nonostante si guarda il risultato, sono contento della prestazione dei ragazzi. Oggi naturalmente incontravamo la prima della classe, dove c'era tanta qualità dall'altro lato, e io ho un gruppo di ragazzi che stiamo facendo un percorso di crescita e vedo una crescita costante nel lavoro e tutto. Oggi, nonostante il risultato, esco forte di questa prestazione che ci serve per affrontare il futuro, e io penso che lavorando così come lavorano questi ragazzi durante la settimana e la domenica con queste prestazioni, io penso che sarà duro incontrarci per gli altri. I risultati sono sfavorevoli, però è obiettivo che la squadra non molla in nessuna partita e vende sempre cara la pelle. Sì, c'è una squadra giovane, una squadra, figurati che oggi vedere un 2008 in porta, che forse in tutta Italia in eccellenza non esiste, è anche un motivo di orgoglio mio e di questi ragazzi per come lavorano durante la settimana. Sapevamo che avevamo di fronte, con tanta umiltà abbiamo affrontato l'Atletico e niente, infatti ho elogiato i ragazzi là dentro e siamo convinti della prestazione che è stata. Miglioriamo di partita in partita, solo che non c'è più tempo, adesso abbiamo bisogno di fare punti. Sì, come abbiamo detto alla vigilia, ovviamente era importante ripartire bene, ripartire con voglia, ripartire con fame di ritornare alla vittoria. Credo che comunque la prestazione è stata condita pure da questo, perché alla fine, sai, è facile dire la prima contro l'ultima, ma credo che il Lascari ha giocato la sua onesta partita, ci ha messo tutto. Queste gare devi essere bravo a farle diventare facili. Ci siamo riusciti dopo il vantaggio, dopo il gol dell'1-0, non ci siamo abbassati, abbiamo giocato sempre nella loro metà campo e questo comunque è frutto di determinazione e di voglia. E adesso bisogna continuare a guardarsi bene alle spalle dagli attacchi del Gela, che non perde colpi. No, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Domenica abbiamo questa partita e si sa, il campionato non deve guardare mai dietro, ma deve guardare sempre gara dopo gara. Domenica ci sarà questa partita che affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre, quindi né più né meno, dobbiamo mettere tutto quello che mettiamo sempre tutte le partite e poi tireremo le somme. Adesso concederà un giorno di riposo ai suoi o sarà subito testa alla prossima partita della domani? Non c'è da cambiare nulla. Domani i ragazzi hanno un giorno di riposo, riprenderemo martedì come sempre abbiamo fatto, come facciamo tutte le settimane, quindi non c'è da cambiare nulla e c'è solo da continuare a fare quello che stiamo facendo. Quindi poi ovviamente, ti ripeto, se tutto quello che fai lo fai bene, lo fai nel modo migliore, i frutti e i risultati arrivano. Benvenuto a Roberto Crivello. Dunque, l'esperienza di Roberto Crivello al servizio dell'Athletic Club Palermo. Anche grazie a te la tua squadra è riuscita ad arginare tutte le manovre offensive dell'Ascari e ha portato a casa una vittoria meritata attraverso una prestazione concreta, riuscendo a ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Grazie intanto, sì, siamo contenti, abbiamo preparato la partita molto bene in settimana e queste partite le devi sbloccare, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla subito e quindi poi la partita è andata in discesa. Continua il testa a testa col Città di Gela, 0-3 vince l'Athletic, 3-0 risponde il Città di Gela. Sembra un duello che durerà fino al termine di questa stagione. Sì, sicuramente durerà fino alla fine e poi vedremo chi sarà più forte. E adesso, in vista della prossima sfida, la squadra deve caricarsi al massimo per raggiungere una vittoria che potrebbe fungere da spartiacque in vista
del momento decisivo per questa stagione? Sì, noi adesso ci riposiamo e poi da martedì pensiamo al Gela, però il campionato non finisce domenica, sicuramente sarà una partita importantissima dove tutte e due le squadre vorranno vincere, però ripeto, il campionato non finirà domenica. Non abbiamo approcciato la partita per niente bene, come d'altronde col Casteldaccio il primo tempo. Si è messa male, poi abbiamo avuto comunque una reazione all'inizio del secondo tempo, l'abbiamo pareggiata, poi abbiamo fatto degli errori individuali clamorosi che ci siamo consegnati alla Parmonval. Chiaramente la Parmonval era ben messa in campo, ha fatto la partita che doveva fare, ha meritato la vittoria pienamente. Noi ci siamo, diciamo, auto uccisi oggi e abbiamo fatto delle cose che non ce le possiamo permettere. Ed è un peccato perché in 2 partite in casa raccogliamo solo un punto e c'è molto dispiacere. La reazione c'è stata e pensavo che poi la potessimo vincere la partita, però abbiamo fatto un errore individuale imperdonabile e abbiamo preso il gol che erano 4 contro 2, non si può accettare un errore del genere e chiaramente si perdono le partite. Poi il 3-1 chiaramente non fa più testo, però c'è molto rammarico per come l'abbiamo persa, ecco. Che la reazione era quella giusta, ma durata pochissimo. Dopo la partita non si fanno ragionamenti, per ora adesso ci andiamo a casa, riflettiamo un attimino le idee e poi martedì vediamo quello che rimane da farsi. Adesso ci sono partite toste, però dico, adesso cercheremo di rimboccarci le maniche e fare del meglio come sempre. Non c'è stata mai partita, la Parmonval ha meritato ampiamente la vittoria, l'ha legittimata con una condotta di gara ineccepibile, messa bene in campo dal suo allenatore Mutua, ma questo lo sapevamo, che trovavamo una squadra che sa giocare al calcio e che è ben messa in campo. Dall'altro lato sono molto rammaricato perché malgrado la società sta facendo dei sacrifici per far stare bene questi ragazzi e rispettare gli impegni, ho visto un atteggiamento davvero dimesso. Il primo tempo è finito in 0-0, ma ai punti avrebbe sicuramente vinto la Parmonval. Pronti via al secondo tempo abbiamo preso un gol inevitabile, cioè evitabile, successivamente devo dire che abbiamo avuto un sussulto, abbiamo pareggiato con Guaiana, un gran bel gol di Simone Guaiana e abbiamo tentato anche di passare in vantaggio, poi ci siamo sciolti come neve al sole, abbiamo preso una ripartenza dove Martinez è stato bravo a tenere palla, a servire Sami e Dall'Ala non ha perdonato e poi ha fatto un Eurogol Martinez, ma non c'è niente da commentare, è una partita in cui abbiamo perso meritatamente, la prestazione è stata davvero indegna da parte dei giocatori e in settimana prenderemo seri provvedimenti perché la società è una società seria che fa sacrifici per cercare di mantenere, come ho detto, gli impegni e per assicurare loro il meglio per poter giocare a calcio. Loro ricambiano con queste prestazioni e la società in settimana si farà sentire pesantemente perché si può perdere. La Parmonval ha dimostrato in questa partita di essere superiore, ma non scendere in campo o quasi non è assolutamente scusabile, non è la prima volta che succede quest'anno. Allora, siccome la situazione sta degenerando e quindi altro che playoff, qua ci dobbiamo guardare dalla zona playout, prima che sia troppo tardi prenderemo seri provvedimenti perché se qualcuno pensa di venire qua a Castellammare a passeggiare in campo, a divertirsi come se fosse un dopolavoro, forse ha sbagliato società, quindi faremo un'analisi profonda, da martedì chi resterà dovrà dimostrare di meritare la maglia, di sudare la maglia, di allenarsi con impegno e onoreremo fino alla fine il campionato, ma prenderemo seri provvedimenti nei confronti di chi oggi si è fatto una passeggiata in campo piuttosto che giocare con grinta, sangue agli occhi, agonismo, così come ha fatto la Palma, al quale, ripeto, vanno i miei complimenti perché ha vinto in maniera assolutamente meritata e quando l'avversario vince in maniera meritata, una persona che è leale ed è sportiva, è giusto che faccia i complimenti. I ragazzi oggi hanno fatto veramente una grande partita, ricordiamo che qui è un campo difficile dove venire a fare punti, insomma, le squadre hanno fatto parecchia fatica, quindi abbiamo interpretato bene la gara e, insomma, sabato abbiamo perso in casa immeritatamente, quindi ci siamo presi quello che meritavamo. Penso che è una vittoria meritata, l'abbiamo cercata dall'inizio alla fine
abbiamo avuto quei 10 minuti di blackout dove abbiamo preso il gol, però ci può stare perché noi purtroppo essendo una squadra giovane certe volte pecchiamo di inesperienza, però abbiamo fatto secondo me una grande partita e ripeto, vincere qua non era facile, voglio fare i complimenti ai ragazzi perché stanno dimostrando veramente di essere un grande gruppo, sacrificio, e quindi va bene così. Domenica spero di avere, mi rientra il capitano, quindi di avere ancora più frecce al mio arco. Tornati in diretta per il secondo tempo della gara tra San Giorgio Piana e Lascari Cefalù. È 1-1 alla fine della prima metà di gara. 2 difensori a siglare 2 firme. Tricoli per il Piana per sbloccare partita, poi il pareggio sempre di testa, grande stacco di testa da parte di Sanchez Ortiz, che ha pareggiato al sorpreso, un po' all'improvviso questa gara. Il San Giorgio già in campo a muoversi, Lascari invece ancora non è in campo, evidentemente qualche aggiunzione tattica e psicologica, soprattutto perché in partite è così importante anche l'aspetto psicologico per una squadra che ha 9 punti dopo 23 giornate e affronta la quarta potenza del campionato, che comunque ha approcciato bene il primo tempo. E tra l'1-0 di Tricoli e l'1-1 c'è stata un'occasione grossa per Scalisi con un cross che è rimasto vagante in area di rigore, di fatto ha avuto un calcio di rigore in movimento fallito che poteva portare il San Giorgio sul 2-0. Poi una partita comunque dura, fatta di duelli in mezzo al campo, e Lascari sta facendo una gran partita al di là poi della qualità dei giocatori del San Giorgio. È stata brava il Lascari a tenersi, diciamo, in partita senza farsi raddoppiare, e poi nel momento più importante di fatto ha saputo colpire, ha saputo affondare il coltello metaforicamente con la punizione al primo minuto di recupero di Arena, che ha pescato la testa di Ortiz per l'1-1. Sempre tanto freddo in una giornata in cui spicca su tutti il match chiave per le sorti di questo campionato di eccellenza, per la vetta classifica tra Athletic Club e Gela, che sono ferme sull'1-1. Il San Giorgio deve fare il suo intanto, perché in quelle zone, nella zona playoff soprattutto, si va fortissimi. Anche l'Unitas Sciacca è una squadra che sta facendo un gran campionato e
Sta regalando emozioni. Torna adesso in campo il Lascari Folù, vediamo se ci saranno cambi per la formazione ospite. C'è stato un cambio, l'unico forzato per il San Giorgio Piana, l'infortunio di Graci che è dovuto uscire per una botta che non lo mollava dal dolore, allora cambio forzato per Chinnici ed è entrato Alaimo con la maglia numero 15, vedete qui sulla destra, che di fatto si è riscaldato poco, infatti ha fatto molta mobilità in questa pausa e tra l'altro si è visto poco sul fine di primo tempo dall'ingresso in campo. Check alle reti per i diretti di gara, poi si riprenderà. Stesso 11 per il San Giorgio con la Minzisè tra i pali, Fabio Gaio, Chinnici e Tricoli. Il trittico difensivo, gli esterni alti sono Alaimo da un lato, Pane Bianco dall'altro, Pace, Duli e Scalisi. Davanti ci sono Maltese e Torres Martinez per il Lascari Veloce tra i pali, Falibà, Gocciuei, Lampo, Ortis e Aversa, il trittico difensivo. E poi centrocampo con Ruffino, Oncarà e Mineo. A destra c'è Ventura, scusatemi. E poi Mantegna e Sename davanti, riparte adesso il secondo tempo nel frattempo. Col San Giorgio che ovviamente partirà aggressivo subito con la palla lunga. Duli, Pace si impegna per Terli in campo, palla che esce. Comincia adesso il secondo tempo. Ci sono situazioni di equilibrio, non reti bianche, 1-1. Ma non basterà a entrambi questo risultato per motivazioni diverse, come abbiamo detto all'intro. Maltese non arriva neanche a lottare in campo questo pallone. Chinnici fa cercare Santiago Torres Martinez, l'anticipo di Lampo che mette fuori. Scalisi, stop e palla in avanti. Maltese l'ha tolta addirittura al suo compagno di reparto, poi resiste ancora Maltese che arriva in area di rigore, però a farla passare forse c'è un contatto con Ventura. Alla fine Maltese adesso commette fallo sull'ottima chiusura da parte di Sanchez Ortiz, anzi di Arena che ha recuperato. Di fatto è andato a fare il terzino aggiuntivo per il contrasto tra Maltese e Ventura, che è rimasto a terra. E quindi ottimo spirito di sacrificio per l'uomo che ha servito l'assist a Ortiz. Rinvio di Falibà, Gaio di testa. È stato un bel duello questo fra Sene e Fabio Gaio, un duello fisico maschio e tutto sulle palle aeree di fatto. Pane Bianco, palla a cercare Torres Martinez, anticipato da Lampo. Gokchuei, buono sprint, prende la fascia, lo deve inseguire Alaimo. Gokchuei col cross che non esce benissimo, basso l'uscita di Lamin Sisè. Chinnici, Sisè, Tricoli, finta rischiosa, la pressione di Sanetame che ci crede, si va dietro dalla Min Sisè. Gokchuei sbaglia il tocco e palla che esce in fallo di fondo. Però ottima pressione, ottimo comportamento, approccio di questo secondo tempo per il Lascari. È rimessa però, non fallo di fondo. Ha preso troppi metri Tricoli, che deve arretrare un po'. Di testa Gokchuei, Sene, buoni controllo. Duli mette il corpo. Chinnici, c'è tanto spazio per Bianco, Chinnici non l'ha servito e vuole andare sull'altro fronte. Prima si passa a Duli. Maltese, apertura totale su Santiago Torres Martinez che è rimasto largo a destra, vuole rientrare, lo chiude molto bene Gokchuei. Torna però Torres Martinez sul pallone, vince l'impallo, passa in qualche modo il 9. Torres Martinez sul destro, calcio in porta, deviazione e poi allontana Oncarà. Ruffino, numero in mezzo a 2, dribbling sul terzo, esce alla grande numero 10
della Scalicevolu, poi palla in verticale per Mineo che corre ma non può arrivare sulla palla troppo lunga di Ruffino, ma ad apprezzare il doppio dribbling. La Minzise si pesta i piedi praticamente con Lampo, arriva Maltese che rientra bene, gioca bene questo pallone. Scalisi, larghissimo, c'è Pace che si è alzato, può ricevere il numero 10 sulla posizione di Panebianco, arriva addirittura anche Chinnici. Pace in buca su Scalisi, c'è Chinnici che va al cross dentro per il colpo di testa di Pace che si è inserito alto sopra la traversa. Prima occasione, primo spunto di fatto il San Giorgio Piana di questo secondo tempo dopo 3 minuti e 50 secondi. rinvio di Fali. Lungo su Sene che non riesce a prolungare, poi Chinnici col campanile altissimo, vediamo che arriva prima, ci arriva Mantegna che prolunga, palla interessante per Sene che è veloce, Fabio Caio però protegge bene. Sisse con la bracciata larghissima sul Panebianco che riceve con i piedi sulla linea. Scalisi gioca ancora sul Panebianco che se la cava con rimpallo, poi Numero in mezzo a due. Chinnici, lancio lungo a cercare Torres Martinez, ha chiuso per un'ottima avventura, giunge su questo pallone Panebianco che trova Maltese, che palleggia, non la mette a terra, ci pensa Lampo a evitare danni in questa situazione. Qui gran palla di Mantegna, non era male, meglio, grande idea, la palla un po' meno per Ruffino che però non era partito. Scalisi, quasi in posizione da mediano qui. Chinnici con la sventagliata su Panebianco che controlla alla grande questo pallone, dribbling su Aversa, perdone, che poi lo tira per la maglia, punizione, chiama ancora un cartellino giallo all'indirizzo numero 7. Chinnici o Pace per questo calcio di punizione. 51 ciò significa 6 minuti del secondo tempo. Finta di Pace, va a calciare Chinnici sul secondo palo, arrivava Fabio Caio, è arrivato l'anticipo, poi non la tiene in campo Mineo, allora altra rimessa, sempre lì. Lascari che dovrà fare i conti con San Giorgio che attaccherà per questo tempo cercando ovviamente il gol del vantaggio. La palla passa in buca Caio, l'attaccante per Maltese che in qualche modo prova a passare, l'hanno limitato bene i difensori della Scalicevolu e poi la fa sua Falibà. Mantegna, scambio con Ruffino e palla all'altra parte interessante per Aversa che non ha letto bene, Chinnici invece sì. Corre Panebianco, Limitato, ci arriva Panebianco, si è alzata, però la bandiera come segnalazione intesa che la palla ha superato la linea e quindi rimessa laterale per la squadra giallo-blu. ha provato ad andare via Torres Martinez ma è arrivato l'anticipo. Sene contro due per aggirarsi, riesce a portare a casa una rimessa laterale. Ovviamente se la prende comoda Aversa. Lascari prova a rifugiarsi in ogni secondo prezioso. Ventura vuole andare con la rimessa lunga, Caio di testa, Maltese, l'appoggio su Scalisi un po' corto, Scalisi comunque riesce a sporcare, il disturbo di Torres Martinez, non basta, poi è Ventura che sbaglia e rimessa concessa al San Giorgio.
Scalisi con la finta, Sene, lo cintura, punizione. L'arbitro deve prima richiamare ancora i due protagonisti di un duello accanito anche in questo secondo tempo, cioè Caio e Sene. Calcio punizione per il Lascari. Il San Giorgio, che in trasferta è più corsato rispetto alle partite in casa, dove ha perso un po' di punti quest'anno. Buona imbucata, Aversa col cross verso Dame Seme, è arrivato l'anticipo. Pane bianco. Pace in appoggio, allunga su Torres che era ancora andato via, lampo di testa, Scalisi lungo, non può arrivare Pace. Anzi, si impegna e ci arriva. Poi lo spunto di Pace che passa. Deve arrivare Ortiz, numero di Pace che passa contro scavetto. Pace dentro per Torres. Ha letto bene Lampo. Ottimo doppio dribbling di Pace che si è aperto il campo. Sembrava uscire questo pallone. Aversa. Anche da qui la percezione del campo lateralmente È difficile, però gran giocata di Pace. E poi ha scelto di andare con la palla a rimorchio nella terra di nessuno, una palla sempre pericolosa, ma Lampo è stato intelligente È bravo a leggere bene. Mentre ha guadagnato tanti metri qui il Lascari Cefalù che guadagna una rimessa. Duli. Servita adesso a Scalisi. Buon il lancio, occhio a Torres che è forse in fuorigioco. Prova ad andare comunque Torres, non si alza bandierina. Torres se è allungata troppo. Ha litigato col controllo mentre Falibà protesta col guardalinee perché sembrava essere partito oltre la linea della difesa cefalense. Quindi la combinazione fra Gocciuei e Mantegna. Arriva Laimo, Tricoli con il lancio lungo. Ci crede Torres Martinez. Ortiz, dello sudamericano questo. Pace la tiene, vuole andare con la palla tesa, troppo lunga per tutti. L'ultimo in direzione era maltese. Duli, c'è fallo ma c'è il vantaggio perché il fallo era a favore del San Giorgio. Non passa l'imbucata di Alaimo. Scalisi perde questo duello e adesso può andare ancora largo con i Polea Mantegna, lo ottiene. Nel 4, anzi Ruffino che si lamenta. Mentre c'è ancora a terra Duli, ci ha preso un colpo evidentemente alla testa. Lascari che era ripartito. E adesso le proteste si scagliano contro il guardaline, non più contro il diretto di gara, perché quasi ritenuto responsabile di questo contrasto non sanzionato. Mantegna restituisce il possesso al San Giorgio dal suo portiere. Chinnici. Pace spizza. Maltese. Triangolo chiuso con Pace. Gran palla per Torres che è veloce. Ancora Torres falciato. Calcio di rigore. Ha aspettato un attimo il direttore di gara. Gran palla di Pace. Accelerazione fulminea di Torres Martinez che viene falciato da Ortiz, che si prende anche il cartellino giallo. Episodio che può cambiare la gara. Dopo 12 di questo secondo tempo, calcio di rigore per il San Giorgio Piana, che qui si è aperto molto bene il campo grazie alla combinazione tra Maltese e Pace, e poi
di dubbi non ce ne sono molti da qui, anche se è sempre difficile capire la dinamica, ma era arrivato sicuramente prima Torres, che aveva comunque la porta spalancata. Di fatto si sarebbe presentato 1 contro 1 con Falibà, lo ha falciato Ortiz, che continua a protestare, ma intanto la decisione dell'arbitro l'ha presa. Calcio di rigore per il Piano. Ha già preso la rincorsa Salvatore Maltese. Arbitro che ha finito di segnare la munizione sul taccuino di Ortiz. 11 metri, Maltese contro Falibà. Rincorsa di Maltese, Falibà! Gli dice di no, intuisce e rimane. Si rimane sull'1-1. Si è tuffato sulla sua sinistra. Ha indovinato l'angolo. E pari rigore a Maltese. Ancora San Giorgio però che adesso deve insistere per il 2-1. Scalisi passa. Rimessa per il Lasca di Cefalù. Falibà miracoloso, che può diventare l'eroe di questo pomeriggio. Risponde a Maltese, che aveva preso una rincorsa interrotta con una mezza finta. E Falibà ha indovinato l'angolo e ha risposto no a Salvatore Maltese, che fallisce il calcio di rigore. Diciamo che possiamo dirlo con una battutina: il Piano ha fatto 2 rigori. Ha fatto 2 rigori quest'oggi, perché uno l'ha fatto anche se era in movimento Scalisi al primo tempo, e adesso quello dove non c'era disturbo l'ha fatto Salvatore Maltese, che ha perso l'occasione di portare i suoi sul 2-1. Chinnici, grande lancio, iniezione di Panebianco alle spalle di Ventura. Corre Panebianco, Ventura, gran recupero, vuole evitare la rimessa al fondo, ci riesce anche, però deve concedere rimessa. Ancora un Carà, deve mettere fuori Mineo. Adesso ci sono 2 uomini isolati avanzati che sono Sene e Ruffino. Nel frattempo Tricoli, l'ultimo uomo, ricomincia dalla Minzisè. Adesso San Giorgio che deve rispondere psicologicamente anche a questo episodio negativo del rigore fallito da Salvatore Maltese. Pace non arriva, si impegna Ventura che va a vuoto, irrompe Maltese che può farsi perdonare, prova a imbucare dentro per Torres Martinez. Ancora Lampo che l'ha prese tutte di testa fin qui. Panebianco è venuto in mezzo al campo, lotta a terra, alla fine fischiato calcio di punizione su di lui. Minuto 62. Ma che è quello? Pace o Chinnici, d'altronde come al solito. Occhio nel frattempo, perché si accende una mischia in area di rigore. Condulì che è andato a spingere Lampo. Non è stata una partita tranquilla da questo punto di vista e continua a non esserlo. Si è accesa una mischia, l'arbitro è arrivato infatti subito. E poi si va a chiarire Gaio e Venturi, 2 capitani. Ancora non si battono sulla calcio di punizione, siamo più vicini del previsto. Infatti ne mette 4 in barriera Falibà. Chinnici o Pace? Entrambi calciano molto bene. Ancora fermi però, perché stavolta contro l'arbitro. Ok, contatti ancora.
Non c'è un attimo di tregua. E deve ricontare i passi Chinnici, che ha battuto rapidamente lo schema. Pace fermato da un attentissimo Aversa, rimessa laterale. Pace chiuso e rimessa rossonera. Ancora rimessa lunga, però prolunga Laimo, la palla è vagante lì, palla in bianco si è coordinato, Mineo è bravo a allontanare, poi la Minzi esce quasi fino a centrocampo e poi distinco va a rinviare male, rimessa per Riasca di Cefalù. Ci sono 2 cambi pronti per il San Giorgio Piana, che ha chiamato Alaimo, che esce Alaimo, che era entrato al 30° circa del primo tempo, tra l'altro cambio forzato per l'infortunio di Graci, però intanto costretto al cambio e arriva l'ingresso di 2 innesti. Adesso vi diciamo chi. È uscito sicuramente Alaimo e poi è uscito Scalisi, è entrato l'esterno. Adesso vi diciamo chi. Dovrebbe entrare di fatta nel frattempo con il 18 sicuramente al posto di Scalisi, mentre rimessa di Gokchuei. È entrato Colicchia con la maglia numero 16. Colicchia di fatto sono le sostituzioni adoperate dal San Giorgio Piano. Sono usciti Scalisi e Alaimo. Gaio. Colicchia gioca malissimo, malissimo, come peggio non poteva il suo primo pallone di gara. Mantegna, cercato Ruffino, poi Dulì, arriva lui, alza il campanile, Maltese, qui c'è fallo teoricamente di Ventura, Colicchia a voltarsi con un braccio, è entrato male in partita Colicchia. Occhio perché c'è liberissimo Ruffino a sinistra, Mantegna però non ne ha approfittato, vuole battere con calma il suo inizio. Sistema il pallone Aversa. Occhio a Sene e a Falco che è a Lampo che giganteggia in aria, la palla è lunga per tutti. sarà rinvio al fondo per la formazione del presidente Evistroca, che non se ne perde uno per questo oggi in tribuna. Tricoli si fa vedere Colicchia, questa volta gioca bene in avanti, si promuove Torres, la palla che rimbalza ai limiti dell'aria, si assicura che arrivi tra le braccia di Minzise. Gaio apre bene con un brivido per Tricoli, che ha un po' di campo da prendere, se lo prende poi sbaglia il lancio. Lampo col piattone, Dulì ne controlla in qualche modo, lo scarico a metà di Mantegni, rompe Torres Martinez, ancora Lampo che sta facendo un grandissimo secondo tempo. Vanno in 2 contro Tricoli, vuole avere la meglio numero 3 che arriva prima solo per toccare sul disturbo di Damesene. Grandissimo approccio, grandissima prova di forza fin qui dell'Asca di Cefalù, che sta tenendo testa al San Giorgio, complice sicuramente il rigore sbagliato da Maltese. Ruffino ha giocato su Gokchuei che si coordina per crossare col sinistro, Gaio lontana, c'è Maltese che esce dai blocchi, ha preso questo pallone, deve lottare con Ruffino che va spalla contro spalla, deviazione e rimessa laterale piana. Torres Martinez, ancora Lampo, forse Cefalù prima, punizione. Pace si va all'altra parte, Chinnici
La sterzata si era proposto di fatta per il primo pallone da toccare in questa gara. Ancora Giorgio Chinnici, cercato di fatta, trovato male. Rimpallo però vinto. Eccolo di fatta, si accentra. Cerca di cambiare lato, ci riesce su Colicchia che controlla questo pallone, lo addomestica, vuole prendere il fondo, ancora uno contro con Gokchuei, le finte di Colicchia che vuole andare al cross, poco spazio in cesta Gokchuei che entra in scivolata, l'arbitro era vicino e dice calcio di punizione. Bello spunto di Colicchia che non si era presentato benissimo alla partita, però qui è riuscito con una giocata a trovare calcio di punizione. Calcio munizione che è un calcio di qualche metro più avanzato. Stiamo entrando negli ultimi 20 minuti di gara. Fin qui i 29 punti di distanza non si stanno notando. L'abbiamo detto all'intro, partite così. C'è un altro cambio pronto per il Piana che però arriverà forse dopo la punizione. È pronto Gabriel Manno con la maglia numero 13, è un altro esterno teoricamente di corsa. Vediamo chi esce. È entrato Gabriel Manno adesso. Non so chi ha lasciato il campo, adesso lo diciamo. È uscito Colicchia, incredibile. Un altro cambio forzato, era appena entrato Colicchia, Alemano è entrato al 30°. Non so se è per Acciacchi, ma era uscito per Colicchia che è entrato da 5 minuti ed entra a mano al suo posto, incredibile. Già una squadra che è arrivata con due assenze importanti come quelle di Visconti e Corso a questa gara. Giocatori che conosciamo bene, importanti per questa promozione, entra ancora, non si batte perché ci sono ancora contatti su contatti in aria, non si gioca mai, Tricoli a terra, adesso si è rialzato, un inferno, adesso forse si batte, grazie a Dio. Chinnici, Morbio sul secondo palo, Gaio! E poi Salvatanzi Maltese! Ha sbagliato un gol clamoroso, è arrivato lui sul colpo di testa di Gaio e da 2 metri dalla porta, da 2 passi, la manda sulla traversa. Incredibile. E secondo Ennio per il San Giorgio Piana perché era stato lo stesso Maltese con il destro al volo del primo tempo a scheggiare la traversa. Ne prende un'altra, ma questa è del clamoroso. Occasione gigantesca per il San Giorgio di tornare in vantaggio ancora con Salvatore Maltese. Mano di testa Torres Martinez, protegge bene, trova Maltese che imbecca lo scatto e l'inserimento di Pace, ci arriva Torres però passa di testa, Torres calcia male, è arrivato bene da dietro e poi non ha impattato bene questo pallone. Ancora a caricare i suoi Filippo Chinnici, 73esimo. Finora resisti la Scalice Falù che si sta corazzando assolutamente con una partita approcciata alla grande. Si sgola a Boncore. Gaio vola di testa e poi la rimanda avanti. Chinnici, Pane Bianco. Arriva Manno che adesso si deve prendere la fascia destra. Pane Bianco con l'imbucata, lampo di testa. Poi Torres Martinez però a lottare. Arriva in soccorso Pane Bianco che cerca il dribbling, non c'è fallo. Ruleta che non riesce. E allora il lancio di Mantegna in direzione di Ruffino che non può arrivare. Adesso si affida chiaramente alle ripartenze perché il San Giorgio fa molta densità nella metà campo dell'Ascari e
fatto infatti molto più alto Ruffino, molto più alto Mantegna, però farlo anche lavoro da mezzala quasi, è rimasto molto largo come un esterno attacco del primo tempo. Chinnici, si riparte ancora dal basso, Pane Bianco inseguito da Mineo, Pane Bianco passa, ma aspetta, un dribbling Pane Bianco questo pomeriggio, da Mesene che è andato a recuperare anche con spirito di sacrificio per il Laschi Cefalù, poi Mantegna in buca, era in fuori gioco, Ruffino non lo era da Mesene, però è passato, poi Mantegna dentro, Dulì chiude, è andato a fare il centro in aiuto, ancora Dulì, manda in verticale e trova pace, sta partendo Maltese, parte anche Torres Martinez, Gochuei non fa oltre questo pallone, che viene raccolto e lavorato da Mantegna, ottimo recupero di pace che poi subisce l'intervento da dietro e guadagna posizione. Davanti la palla! Si ancora manca a disturbare, non permette la battuta rapida. Tricoli, Chinnici sbaglia completamente l'appoggio del Pane Bianco che riesce miracolosamente a tenere in campo questo pallone e ritorna da Chinnici. Gaio, Tricoli, largo Torres Martinez che fa l'esterno, aggiunto, la palla invece per Maltese, perché se il largo numero 9 e centrale Maltese con di fatta che è esterno alto, quindi è un 3-4-3 perché è uscito Scalisi, è entrato un esterno in attacco, quindi ha aggiunto un attaccante in più, Filippo Chinnici. Maltese lavora bene questo pallone, poi Torres Martinez torna ancora da Maltese, ottimo arrivo da parte di Ventura che protegge l'uscita del pallone. Rinvio lungo, Gaio ancora di testa, due gli rimiti a Gaio una marea questo pomeriggio. Dai, 9! Da Mesene, di fatta, viene dentro il campo aperto per Torres Martinez, la bandierina sale, fuori gioco. Non mi si scincazzola. È l'anticipo, la deve prendere lui. Non è d'accordo. Santiago Torres Martinez, l'argentino. Va a battere l'ampio sul Ciquizzè che indica col braccio di salire. Spizza se la palla è quasi buona per Ruffino. Puntuale l'uscita la Minzise. Chinnici. Lancio lungo verso Di Fatta che va a saltare con Ventura che ha la meglio, anzi con Ortiz. Maltese, Anche la Tela prova a lavorare, forse c'è un tocco di mano. Sì, c'è, e quindi punizione per il San Giorgio Piana. (12 alla fine). Più ovviamente il recupero, è successo magari non di tutto ma molte cose in questa partita. 2 traverse prese dal San Giorgio Piana, entrambe con Maltese che è stato anche l'uomo che ha avuto l'opportunità al 61esimo Al 60esimo, anzi, di portare in vantaggio il San Giorgio Piana, ma fin qui fa Libà l'eroe perché ha neutralizzato il calcio di rigore. Pace nel mucchio verso Pane Bianco, bravissimo a versi allontanare, poi può correre ancora Oncarò che è velocissimo, allunga ancora dentro, ancora Oncarà in area, Oncarà sinistro largo in campo aperto a Schicefalo in 4 contro 2, ha sciupato questa ripartenza, è arrivato in caduta a calciare il numero 4 e questa è un'occasione importantissima per il Schicefalo. A 10 alla fine, più 10, lanciato da Gochuei,
è arrivato in caduta scivolando. Sise, Lampo può stoppare e mandi avanti su Ruffino, che adesso sta facendo il partner d'attacco con Sene, che arriva su questo pallone, intercetta Chinnici, ma arriva comunque Aversa. Gran partita di Aversa, che ha fatto benissimo le due fasi, anche la fase difensiva, oltre che aver servito l'assist per l'1-1 che fin qui inchioda il Lascari sull'1-1. Pace, lancio per Maltese, letto bene, intercettato da Ventura. Poi però gioca palla a terra il Lascari Cefalù con Sene che mette giù, deve proteggere su Gaio, sta vincendo il duello, c'è fallo, la punizione, non è contenta la panchina rossonera. Ma qui è stato bravo il centravanti Cefalense. Calcio di punizione, lo batte sempre Aversa, come al solito alta la linea del San Giorgio Piana. Palla sul secondo palo a cercare Sene, la prende Coccioli, la prende anzi Fabio Gaio, come al solito. Pace c'è la spinta, era ripartito di fatta, ma aveva già fischiato il calcio di punizione per il fallo ai danni al numero 10. Chinnici deve inseguire Sene, che sta facendo un lavoro difensivo in questo tempo. Rimpallo, Pane Bianco adesso molto più centrale la posizione in campo, lasciando spazio a Di Fatta, che prova su questo pallone. Chinnici dà una mano. Pace, dribbling, cambia passo, deve allargare tutto. C'è Torres Martinez che si stacca, finta che non riesce su Uncara, che può correre ancora contro Dulì, prova a dialogare con Ruffino. Rimpallo, deve tenere in campo Magno, che scivola, la rimessa è per il giallo-blu. Se la prende Uncara, che voleva un movimento diverso da parte del suo numero 10. Occhio a Sene, che è partito bene, non c'è fuori gioco ovviamente su rimessa, forse qui si vede con un braccio, lo ingloba. Comunque Fabio Gaio, che prende punizione. 81 sul cronometro, 9 più recupero da giocare. Sempre lungo Chinnici a cercare Di Fatta, ottima guardia di Ortiz che scorta il pallone in fallo laterale. Pane Bianco, cambiato su Tricoli, che rischia sulla pressione di Ruffino. Gli calcia addosso il pallone e non riesce fin qui a guadagnare metri, a andare in verticale San Giorgio Piana, anche per merito del Cefalù. Manno con la rimessa, a prolungare Torres, intervento di Cocciuei, Mineo ancora a lottare, ha fatto una partita di sostanza il numero 8. Sene è in posizione regolare, adesso Ruffino prima non lo era. Oncara, bravissimo Pane Bianco che arriva da dietro e ruba questo pallone. Sta partendo Di Fatta, la palla è per lui, precisa, può correre Di Fatta che prende in fondo. Di Fatta calcia! Solo potente, esterno della rete per Di Fatta, occasione San Giorgio. Buona palla di Pane Bianco, poi Di Fatta ha dato un occhio in mezzo e poi ha preferito calciare senza trovare la porta. Con tutta la calma del mondo Falibà, ancora 7 da giocare, poi ci sarà anche il recupero. Sene di testa, indovinate chi l'ha presa, poi Pane Bianco, Pace per prolungare un po', per evitare questo Valella un po' in difficoltà, però con una palla facile Maltesi è piombato addosso Ventura e l'arbitro ha visto fallo, punizione. Si è messo bene Maltese.
Pace o pane bianco stavolta? Chinnici rinuncia. Ma ha fatto tanti gol da fuori e su punizione questa stagione. Diciamo che è il primo tiratore di questa squadra. Pace conta i passi. Maria che si è molto vicina, si va invece largo da Chinnici che prende in fondo, calcia da lì, Falibà. Dai! Occhio perché è altissima e scopertissima la difesa del San Giorgio. È uscito da Minzise, ci crede Mineo. Sise la mette addirittura giù. Pane bianco cerca la palla lungolina per Chinnici che è rimasto alto. Palla che però è uscita. Boncora ne approfitta per dare dritta ai suoi. Tra l'altro dettaglio non banale, nessun cambio fin qui dell'Asca di Cefalù che sta giocando da 85 minuti con lo stesso 11. Che sanno tutto, evidentemente l'energia sembra non pesare. Questo è uno sforzo immane, ma una cosa anche da sottolineare perché è una squadra che viene a piana. Quarta in classifica con 9 punti, ultima e gioca con lo stesso 11 titolare senza cambi e sta pareggiando 1-1. Sì, rigore sbagliato, sia due traverse. Ma chapeau. Sene Gok Shuei prova a porla passi in mezzo a due. Duliani con questo vuole poi in buca per Di Fatta che ha tagliato in area Di Fatta incrocia e manda larga. La conclusione e altra occasione colossale per il San Giorgio Piana. Ha incrociato troppo il 18 che non riesce a mandare i suoi sul 2-1. l'85-20 rinvio di Falibà, quindi ci sta pensando a cosa fare, anche se fin qui San Giorgio non ha fatto una prestazione, anzi c'è stata tanta sfortuna di mezzo, anche poca lucidità in alcune situazioni, però le occasioni, gli episodi non sono mancati. Onore fin qui l'abbiamo detto all'Ascari che è venuto qui a fare una grandissima partita. E soprattutto sta lottando anche per il punto. Sene ha avuto anche occasione con Oncarà. Mineo calcia, eravamo molto distanti, sinistro che sbatte sul muro. Gok Shuei si è proposto a sinistra, arriva il momento di mantenere sua posizione. Gok Shuei vuole andare al cross, Manno bravissimo, poi Oncarà, non c'è fallo di Pace, c'è il vantaggio anzi. Sene si gira, vuole calciare, bravissimo Chinnici in scivolata, Maltese, forse c'è fallo di Ortiz, punizione. Pace ha battuto rapidamente, forse troppo rapidamente, ma la palla è buona per Di Fatta. Pane bianco deve appoggiarsi, lo fa cambiando lato su Gabriel Manno che è fresco ed è veloce. Vuole lavorare con Torres Martinez che va al traversone verso Di Fatta che si fa scalcare il pallone, lo può tenere in campo. 3:20 a giocare, rimessa laterale. Non smette di cantare il pubblico dello stadio di Caoli che anche oggi fornisce un'accoglienza immane a questa società. Rimessa di Chinnici lunga, Gaio per prolungare, allontanato Sene. Duli è l'ultimo uomo, raccoglie. Va larghissimo a Torres che è scivolato, allora Gok Shuei poteva andare, invece ha bucato. Allora ancora il numero 9 con un numero su Gok Shuei. Calcio di punizione. Bravo Torres Martinez, furbo a portare a casa un calcio di punizione. Punizione solo di destra. 88 35, 2 da giocare. Il San Giorgio spinge il piede sull'acceleratore, vuole soltanto il gol adesso che non è arrivato. Il Ascari invece si sta aggrappando ai secondi che scorrono. Stavolta torna a battere Chinnici, due braccia alzate per chiamare lo schema. Sono tutti lì, Pace al limite e Manu poi tutti dentro. Adesso arriva anche Pane Bianco. Chinnici sul secondo palo verso Pace, l'aveva presa Fabio Caio in anticipo. Poi Torres Martinez rientra, pianta il corpo
e la protegge. Poi Pace prolunga per Dulì in posizione di esterno sinistro, va al traversone arcuato, secondo palo, colpo di testa e poi Pace, miracoloso Falibà, non gli è bastato il rigore parato, ha fatto un altro miracolo sotto misura per evitare il 2-1. Poi fallaccio di Oncarà, punizione, un'altra parata pazzesca di Falibà, che è l'eroe di questo pomeriggio sin qui, sulla sponda, e poi credo sia arrivato Tricole di Fatta poi a ribadire, Falibà l'ha tolta dalla porta. E adesso altra circolazione, nel frattempo c'è Oncarà a terra. San Giorgio Pena che rimarrebbe quarto in classifica e permetterebbe all'Unitas, eventualmente aspettando il risultato, di allungare, salirebbe a 39 punti, sarebbe il 10° punto invece per il Lascari Cefalù. È un punto preziosissimo, tra l'altro. Teoricamente l'ultimo giro d'orologio se n'è già andato, perché siamo fermi come al solito, viene da dire, tra un minuto, mentre duello tra numeri 9 in aria. Chinnici, siamo adesso al 90°, cross sul primo palo, non la prende nessuno, dall'altra parte Torres al volo, calcia malissimo, alto. Cinque di recupero che partiranno da adesso, si giocherà fino al 96° di fatto, perché partono da 90 e 20 i minuti di recupero. 5 minuti a cui aggrapparsi per il Lascari Cefalù, di speranza invece per provarla a vincere per il San Giorgio, che non può permettersi questo passo falso, un passo falso per i Chinnici, anche nonostante tutti gli errori. È un risultato d'oro per i gialloblu. Torres Martinez va a duellare, ma viene raddoppiato, il raddoppio decisivo di Gokjuei. Bravo Mantegna qui che fucili i suoi. Chinnici rompe, controlla questo pallone, vuole giocarlo su Gabriel Manno, che poi rischia dove non dovrebbe, e allora pallone perso. Ruffini in verticale, non c'è Mantegna che non smette di correre. Manno però è più fresco e proge fino all'ultimo. Gran lavoro qui di Gabriel Manno, che ha condotto fino all'ultimo Mantegna. Nel frattempo c'è a terra Aversa, e adesso arriva il primo cambio di Boncore, arriva al 91° e 30, così per notizie, anche perché c'è Arena che si è fatto male. Come si è fatto da 10 minuti? Ha corso tantissimo, poi dico, sono fisiologici, normali anche i crampi in una partita così, dove si è corso tantissimo per entrambe, soprattutto per il Lascari. Arena deve lasciare il campo, vediamo chi entra. Dai! E c'è l'ingresso in campo, quindi il primo cambio di Boncore. A rinviare Duli, non la Minzisè. Entriamo nei minuti finalissimi di partita. Dai! Si impegna Ruffino, Mantegna lo aiuta. Ancora streccia il numero 11 che viene però inglobato. Pane bianco, calcio di punizione. Non è d'accordo il pubblico qui dietro la porta di Falibà, che fa soltanto tirare. Poi c'è Falibà che si è buttato a terra, si leva dei guanti perché ci sono fumogeno lì, anche se non ha subito l'arbitro Fischel, che c'è Falibà a terra. Attenzione perché adesso c'è anche nervosismo tra le due panchine. Falibà a terra, Torres Martinez va a dire qualcosa perché c'è stato un fumogeno
dietro la porta e Falibà non è che abbia preso una botta, infatti Torres Martinez lo invita ad alzarsi, niente, con molta rabbia. Non di certo un bello spettacolo. Adesso in generale nervi tesi tra tutti, anche tra le panchine, poc'anzi tra i due allenatori. Anche Pace va a parlare, adesso c'è un mucchio lì clamoroso. Falibà che si è buttato a terra e non ha appena sentito il fumogeno. Adesso è Pace che va a parlare con il direttore, con l'assistente. Vi spiego l'episodio: c'è stato un fumogeno, un petardo che è scoppiato dietro la porta di Falibà. Sicuramente ha lanciato qualcuno fuori dal campo. Falibà ha visto il fumogeno, ovviamente ci sta lo spavento, me lo sono preso anche io in telecronaca, però poi Falibà, che era di fatto al limite dell'aria perché era in attacco e la schiacciavolo, si è buttato a terra, ovviamente per provare a guadagnare secondi preziosi senza aver subito il colpo di questo petardo o nessun altro colpo. Nel tempo non si sta fermi un attimo, nervi tesi, non c'è stato nessuno spintone tra le due squadre se non Torres Martinez che ancora ce l'ha con Falibà per il comportamento poco corretto. Falibà si è levato anche i guanti e da adesso dovrà rigiocare 3 minuti, perché adesso tecnicamente così sono finiti i minuti di recupero, così sono finiti, ma non si gioca da 3 minuti. Adesso anche bottigliette in campo di tutto, sta succedendo il finimondo a Piana, il finimondo. Chinnici lunghissimo, Maltese prolunga, poi è buona per Gaio prova ad allungarsi. Falibà si accartoccia, poi la perde, l'ha persa, adesso è a terra per davvero sul contrasto. È fischiato infatti falli in attacco. Era partito dietro Fabio Gaio, era tutto buono. Adesso si è fatto male veramente. Sta chiamando. Lo chiama il mister. E altra perdita di tempo. 98 e dalla perdita di tempo di Falibà adesso una perdita di tempo più reale, perché c'è stato il contatto tra Falibà e Gaio. Si è giocato nemmeno un minuto, 30 secondi. Nel frattempo è stato ammonito Fabio Gaio per il fallo su Falibà, e forse ha ammonito anche Falibà per la perdita di tempo di poc'anzi. Poi c'è stata una doppia ammonizione per parti diverse. Non finisce mai questa partita. E non si sa neanche quanto manca di fatto, perché 3 minuti d'ora sì, teoricamente lo dicono dalla panchina, poi bisogna capire effettivamente se sono 3 minuti d'ora, quindi si giocherà fino al 100esimo, se è così, perché 90esimo pieno e 98esimo pieno si sta rinviando adesso, quindi si giocherà fino al 101esimo, finale da giungla. Gok Chuai non pareva su questo pallone, rimessa per il San Giorgio Piana,
che ci vuole provare fino all'ultimo, Nonostante un pomeriggio sfortunato e tante intemperie. Pane bianco, però a passare in mezzo a due, ancora Pane bianco, non la perde mai, vuole farsi fare fallo, alla fine lo prende il fallo e calcio di punizione. Poi ha battuto malissimo questo calcio di punizione. Chinnici ferma il pallone, lo batte lui. Tutti dentro, Chinnici vuole tutti dentro. Arrivano anche i centimetri di lui, solo Manno arriva al presidio. E poi 9 uomini dentro. Va Chinnici sul secondo palo, allontana la difesa cefalense. Poi Manno sbaglia l'appoggio, Torres la vuole tenere, la palla è uscita. Ha sbagliato Manno qui. Che finale. Adesso ancora, palle che non arrivano. Bracciata da parte del numero 2, poi punizione con Maltese che viene ancora disturbato per evitare la battuta rapida. Sene ancora lì, sempre a disturbare, infatti Sene viene ammonito. E ancora un'altra punizione di Speranza. Cronometro che si è fermato perché abbiamo superato pure i 106 minuti, per farvi capire. Chinnici lungo, allontanato Sene, c'è la Minzi Se, ma basta così, finisce 1-1 allo stadio Licauri, un punto prezioso d'oro per il Lascari Cefalù che è arrivato a giocarsi questa gara col San Giorgio a viso aperto e conquista un punto prezioso. Tanta sfortuna per la formazione di casa che ha sbagliato un rigore con Maltese, ha preso anche 2 legni e non riesce a portare a casa 3 punti e rimane inchiodato in quella zona di classifica, permettendo di fatto alle inseguitrici di accorciare, all'Unitas eventualmente vincendo di allungare il gap con il San Giorgio Piana. Mancano ancora 7 partite però da giocare e questo è un passo falso nonostante la tanta sfortuna per gli uomini di Filippo Chinnici. È un punto d'oro per il Lascari Cefalù considerando l'avversario e la dinamica della partita. 7 partite alla fine. Io vi ringrazio per l'ascolto, grazie da Federico Aldelati, alla prossima.